Bentornati sul nostro canale dell'azienda agricola Vencio. Oggi abbiamo finito un po' di lavori in campagna per stasera e ci dedichiamo un po' all'orto. Adesso andiamo a vedere, abbiamo 2 o 3 lavoretti da fare e quindi vi facciamo vedere noi un po' come gestiamo il nostro piccolo orto. Ecco, qua abbiamo la prima parte dove abbiamo un po' di frutteto, abbiamo un mix di varietà, di tipologie, abbiamo dalle pesche alle prugne, albicocche, ciliegie abbiamo già raccolte, abbiamo i melograni, more di gelso, abbiamo piantato un po' di varie piante che usiamo per le nostre confetture e poi in alcuni periodi dell'anno dove facciamo i picnic in vigna li usiamo come frutta, almeno in parte, per dare agli ospiti. Ecco, come per esempio qua abbiamo delle pesche ormai mature, i prossimi giorni abbiamo picnic e sicuramente le useremo nel cestino anche questa frutta. Ecco, in questa parte invece abbiamo piantato un po' di verdure, quindi come ogni anno facciamo un po' di pomodorini, peperoni, zucchine, zucche, i fagiolini, abbiamo un po' di insalata, facciamo un mix e le utilizziamo anche qua per il nostro consumo oppure per fare le confetture. Ecco, adesso noi oggi abbiamo fatto un po' il sopralluogo per vedere che lavori ci sono da fare. Adesso qua abbiamo visto subito ci sono 2 lavori, uno è la sfemminellatura dei pomodorini e l'altro è quello di andare a legare le parti appunto apicali al tutore. In questo caso abbiamo già fatto un paio di giri e bisognerà proseguire con la parte superiore. Ecco, come in questo caso andiamo subito a intercettare quella che è la femminella del pomodorino, che è questa, mentre chiaramente questo è il fusto principale, l'altro sono l'apparato fogliare e semplicemente qua è tenera, per cui andiamo a tirarla via con le mani. Anche qua nella parte un po' più in alto c'è un'altra femminella da tirare via. In pratica le femminelle che andiamo a togliere sono quelle diciamo che sono inserite tra il fusto principale e appunto l'apparato invece fogliare. Qua è abbastanza sviluppata, per cui andiamo a tagliarla con la forbice per non fare grossi danni e in seconda battuta verremo a legare in modo tale da renderla bella verticale. Noi cerchiamo di lasciarli sulle piante il più possibile, i pomodori, vedete ce ne sono già di rossi, ma aspettiamo a raccoglierli perché noi con questi facciamo dei preparati dolci, una specie di confettura e chiaramente devono essere belli maturi per la raccolta. Quando sono belli rossi intensi, belli maturi, veniamo a fare un primo giro, poi nei giorni successivi, nell'arco di una settimana o 2, ne facciamo diverse raccolte e man mano poi la mamma fa le trasformazioni. Ecco, il lavoro di sfemminellatura nei pomodori in generale serve appunto per dare più energia alla pianta, stimolare la parte produttiva in modo tale da scaricare le porzioni in più, diciamo, e creare più potenza appunto per la pianta stessa. Ecco, per fare adesso ci manca il lavoro di legature. Per fare questa legatura noi usiamo le legatrici come abbiamo usato nel filmato che vi abbiamo fatto vedere per la legatura delle vigne quelle più piccoline, e anche in questo caso dobbiamo andare a legare il tralcio principale al tutore, quindi andremo a fare 1, 2 o 3 legature in modo tale che cresca in modo bello dritto, verticale, vedete, in questo modo, che il vento non le rompa o che non caschino verso il basso, ecco, che possa crescere più vicino possibile al tutore. Queste legatrici appunto sono le stesse che abbiamo usato nell'altro video, vi abbiamo spiegato un po' come funzionano e anche in questo caso le usiamo sempre per rendere bella verticale la pianta. Ecco, qui invece abbiamo le piantine di peperoni. Anche qua dobbiamo dargli un po' una mano a crescere in modo tale che siano più dritte possibili e usiamo sempre questa legatrice, vedete, pian pianino nelle prossime settimane andremo sempre a legarle, che così crescano belle dritte. Ecco, finché leghiamo guardiamo anche un po' lo stato di salute dei peperoni, della produzione in generale di queste piante, perché anche queste le usiamo per la confettura, per i preparati dolci, e quindi andremo a raccoglierle più avanti appena saranno pronti. Ecco, qui vedete abbiamo le zucche. In questo caso noi non le tiriamo su verticali, per cui non dobbiamo legare, non abbiamo una rete di
diciamo di crescimento, ma andiamo a vedere qual è il ramo produttivo e andremo a contare un paio di foglie e poi andiamo a tagliare appunto quel ramo lì che ha prodotto, in modo tale che le zucche possano ingrossarsi maggiormente. Ecco, anche con queste piante di pomodoro andiamo a legare in modo tale da tenerle belle verticali, e in questo caso, ecco, è un'altra varietà. Questo qua è un peretto, quindi una forma più allungata rispetto al pomodorino che avete visto prima, che era un ciliegino. In questo caso invece abbiamo una pianta di zucchine, andiamo a tagliare quelle, diciamo a raccogliere quelle un po' più corrette da tagliare. Ecco, con la forbice andiamo a recidere, vedete, un taglio netto, e questo va bene per essere cucinato. Ecco, allora proseguiamo con la raccolta delle zucchine. Adesso questa pianta qua ne ha diverse, vedete, questa buona, ottimo. Qua ce n'è un'altra, siamo giusti con questa. Queste una volta grigliate sono perfette. E poi ne abbiamo una che è un po' al limite qua, vabbè, io la raccolgo, dopo vedremo se in questo caso, vedete, è più grossa, vedremo se può andare bene da mangiare o è un po' scappata via, ma siamo ancora al limite, dai, ce la facciamo. Adesso vi facciamo vedere i nostri fagiolini. Qua abbiamo piantato fagiolini qualche settimana fa, per cui sono ancora un po' indietro, chiaramente devono ancora andare in produzione, però vedete meglio qua la rete sulla quale loro crescono, perché in questi casi i fagiolini sono dei fagiolini rampicanti e loro, con l'ausilio e la presenza della rete, loro si arrampicano. Ecco, queste sono proprio giuste da raccogliere, vedete. Questo proprio è secondo me è uno tra gli ortaggi che più mi ricorda l'estate, nel senso che sicuramente i pomodorini, sicuramente i peperoni, ma anche le tegoline fanno molto estate. Noi per la gestione, diciamo, delle erbe che vanno poi a competere con le piantine, pomodorini, peperoni eccetera, mettiamo giù un telo nero e sulla corsia, diciamo, dove vanno appunto a piantare dove vengono piantate le piantine, gli ortaggi, e invece in mezzo lasciamo un metro e mezzo di possibilità di camminare con l'erba, e andiamo a tagliarla col decespugliatore. Per quanto riguarda le piante da frutto, abbiamo ancora delle albicocche, perché abbiamo un paio di piante che sono piuttosto tardive rispetto ad altre piante che abbiamo, che ormai abbiamo già raccolto da qualche settimana. Queste vengono mature più tardi e quindi adesso andremo a raccoglierle tra un 15 giorni, più o meno 10-15 giorni a seconda delle temperature, e quindi anche per gli ultimi picnic in vigna sicuramente avremo la possibilità di inserire qualche albicocca. Ecco, noi dopo questa è una produzione, diciamo, che non è una produzione legata a un ritorno economico diretto, per cui non le gestiamo con trattamenti particolari a livello di appunto prodotti fitosanitari, per cui cerchiamo di lavorare nel modo più naturale possibile, perché appunto non abbiamo un ritorno economico diretto dalla produzione, quindi anche se hanno dei piccoli difetti, ma anche produzioni limitate, per noi è più che sufficiente. Anche qui abbiamo le prugne, anche queste sono abbastanza tardive, maturano più tardi, e intanto le lasciamo che si maturino sulla pianta. Questa invece è una pianta di melecotonia, ne abbiamo diverse che ha piantato il papà, e in questo caso è un frutto che non è buono da mangiare,
direttamente, ma è molto particolare una volta trasformato in confettura, in preparato, oppure in mostarda per esempio, molto buona, ed è particolare. Adesso sviluppa un po' il peletto e dopo verranno, diciamo, pronte da essere raccolte tarda estate, autunno, diciamo, queste, ecco, come avete un po' visto, le nostre piante da frutto le usiamo principalmente per le nostre trasformazioni, anche in parte l'orto, e se vi interessano le tipologie di confetture che facciamo, i vari preparati, potete vedere magari anche un po' su Instagram quando pubblichiamo, o per gli eventi che facciamo o per le promozioni che abbiamo. E noi siamo arrivati alla fine di questo video, grazie di essere stati con noi. Se avete piacere iscrivetevi al canale, così rimanete aggiornati ogni settimana, ogni venerdì, quando esce il video sui lavori che stiamo facendo in questo periodo, e ci date una mano a crescere come volume. Ci vediamo al prossimo venerdì allora.